Il percorso e i traguardi raggiunti in questi anni nel trattamento precoce dell'ictus hanno permesso al Cafoncello di ottenere il premio europeo ESO Angels Award, classificandosi come centro Platinum. 4.500 gli istituti esaminati dalla Società Europea per la cura dell'ictus, distribuiti in 106 nazioni, a dimostrare la valenza del riconoscimento per l'ULSS 2. Il programma ESO ha lo scopo di aumentare il numero di pazienti trattati con le terapie di riperfusione, i tempi di intervento e ottimizzare la qualità dei trattamenti nei centri stroke europei. In Veneto l'incidenza dell'ictus è di circa 246 casi ogni 100.000 abitanti, con una prevalenza di oltre 12.000 casi di ictus all'anno, e in provincia di Treviso si possono stimare circa 1.600 casi annui. Il 75% di questi pazienti rimane con qualche forma di disabilità. Per questo è fondamentale la rapidità dell'intervento. L'ictus è infatti una patologia tempo-dipendente. La precocità delle cure è dunque fondamentale per l'esito della malattia. I neuroni hanno veramente una vita molto breve nel momento in cui li privi dell'apporto sanguigno, per cui è importantissimo liberare il vaso, aprire il vaso il prima possibile. Si intende generalmente per golden hour la possibilità di trattare il paziente entro i 60 minuti, perché questo garantisce un outcome sicuramente migliore. Noi siamo riusciti a portarlo sui 52 minuti. Sotto i 100 minuti invece il tempo entro il quale nell'USL 2 il paziente viene portato in sala di angioplastica. Due le principali tecniche di intervento messe a punto in questi anni, alle quali i pazienti vengono sottoposti in tutti gli ospedali dell'ULSS. La fibrinolisi sistemica, cioè l'iniezione di un anticoagulante molto potente in vena che scioglie il trombo, e grazie alla collaborazione con i colleghi della neuroradiologia di proprio andare su con un catetere e liberare il vaso. Nel 2022 al Cafoncello sono state effettuate 105 trombolisi sistemiche e trombectomie con tempistiche che hanno permesso di raggiungere l'obiettivo Platinum del progetto ESO. In Stroke Unit sono stati presi in carico 420 pazienti con patologia cerebrovascolare. Che è un lavoro in team, come è stato già detto, che riguarda il neurologo, ma ovviamente il neuroradiologo, il pronto soccorso, il 118, la fase di riabilitazione se serve, quindi un gruppo che insieme è riuscito a dare una risposta importantissima.